Siamo con Adriana De Martin. Allora Adriana, 3-0 ancora una volta nel primo tempo, si è chiusa la pratica anche oggi qui a Riccione. Sì, abbiamo sfruttato le occasioni nel primo tempo, siamo partite abbastanza bene. Dopo il secondo tempo non abbiamo giocato nel migliore dei modi, però comunque abbiamo chiuso la partita, quindi va bene così, dai. Diciamo che tra le sostituzioni, l'infortunio di De Valle e un po' di confusione in campo non si è proprio giocato nel secondo tempo. Sì, il secondo tempo abbiamo avuto molte interruzioni di gioco, quindi non siamo riusciti a trovare continuità e speriamo che l'infortunio di Elizia non sia grave e vedremo in settimana. Domenica prossima si torna in casa con la sfida di Pescara. Sì, un'altra partita importante perché quest'anno sono tutte finali, bisogna fare i punti su tutte le partite se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e niente, vediamo di prepararla bene in settimana e di raggiungerla nel migliore dei modi. Allora Dario, chiude 3-0 il primo tempo anche questa volta il Vittorio Veneto, poi nel secondo diciamo che si è praticamente non si è giocato. Sì, io mi sono raccomandato prima della gara di approcciare bene perché ci sono delle gare come queste che possono nascondere delle insidie, no? Venivamo da un bel successo rotondo e anche da una buona prestazione, quindi ripetersi e trovare nuovamente le energie e le motivazioni non era facile. Le ragazze sono state brave perché comunque hanno dettato subito il ritmo della gara e poi anche oggi insomma abbiamo fatto gol di qualità, abbiamo messo subito in sicurezza il risultato. Poi come dici te, secondo tempo un po' i cambi, un po' una situazione poi che andremo poi a analizzare meglio riguardo Alice De Valle, insomma aspettiamo un attimo il responso medico di cosa poi lei avrà, insomma un po' ha turbato l'ambiente, insomma io personalmente mi sento di dare un grosso in bocca al lupo e aspettiamo un attimo il da farsi medico. Guardando i risultati hanno già vinto praticamente tutte, quindi rimane tutto invariato. Sì, diciamo ce n'è una gara in meno da fare per arrivare verso la fine, noi dobbiamo guardare solo noi stessi, giustamente le altre partite noi le guardiamo sicuramente, però dobbiamo guardare il nostro percorso che sarà ancora lungo e impegnativo.